Questo servizio è offerto da Trattoria Pizzeria L'Olimpo. Cuciniamo solo pesce locale. Alla Maddalena, in via Principe Amedeo, telefono 0789 73 7795. Rischia grosso il Portorotondo e si accontenta del pari contro un'Ilva Maddalena mai doma. In vantaggio sino al 73esimo grazie al gol dell'ex Giandino Andolfi, i galluresi si inchinano al 79esimo ad un missile terra-aria di Comiti e si salvano a tempo scaduto con un intervento prodigioso del portiere Sottile su punizione di Arricca e con un salvataggio quasi sulla linea di porta dell'attaccante Andolfi. Iniziano bene Capitanfera e compagni, difesa imperniata sull'asse centrale Marini-Ciaddu e gli esterni Azzori e Secchi. In mezzo al campo il duo Caccia-Merone a interdire e proporre per gli sganciamenti di Piccinnu e Mannu, con Piras a ridosso della punta Fera. Insomma, squadra votata all'attacco per scardinare la difesa isolana, peraltro ben assemblata con Palagiano e Piras larghi, Conti e Nutricato centrali. A centrocampo Comiti e Arricca, supportati da Angelo Canu da una parte e Tagliento Ceciarini dall'altra. In avanti Acciaro e De Santis. Timbra il cartellino all'8° minuto il portiere Filinesi, poi trascorre una decina di minuti di relax sino al 19esimo, quando Mannu e Fera, con la complicità degli avversari, mettono in condizione Piccinnu di sfiorare il gol. Replica dell'Ilva Maddalena al 24esimo con una girata di Acciaro che termina alta. Il Portorotondo copre bene gli spazi e si rende pericoloso 3 minuti dopo con Mannu di testa. Filinesi c'è e risponde con sicurezza. Angelo Canu si fa vedere dalle parti di Sottile al 38esimo, ma il suo colpo di testa su assist di De Santis non produce effetti. Ci prova anche il numero 11 Piras su cross di Mannu, ma il risultato non si sblocca. La ripresa, 50esimo, Arricca prende la mira su calcio di punizione, palo. Il portiere Sottile suda freddo. Arricca si rammarica. 55esimo, botta di Acciaro e campanello d'allarme per gli avversari, che trovano il vantaggio al 71esimo con il gol dell'ex Giandino Andolfi, abile nel piazzare alle spalle di Vincenzo Filinesi dopo uno scambio con Checco Fera. Ilva Maddalena 0, Portorotondo 1. Punta nell'orgoglio, la compagine di casa mette sotto pressione gli ospiti. 75esimo, grande Sottile che letteralmente toglie dai piedi di Angelo Canu la palla del pareggio. Spinge l'Ilva Maddalena e al 79esimo si procura un calcio di punizione da oltre 30 metri. Sulla palla gli specialisti Arricca e Comiti. La distanza siderale consiglierebbe un assist in area, ma il centrocampista Comiti la pensa diversamente. Attenzione, botta secca di sinistro e palla che si infila alla destra del portiere Immobile. Roba da cineteca, sicuramente da rivedere. Il rallenti ci mostra la prodezza balistica del veterano Checco Comiti. Capitanfera sportivamente stringe la mano all'avversario. La squadra isolana sfiora il colpo grosso a tempo scaduto nel giro di un minuto. Prima su punizione di Arricca, grande Sottile a sventare in angolo. Poi ci prova De Santis da distanza ravvicinata, botta sicura sulla linea di porta il piede di Andolfi. Insomma, ce n'è abbastanza per accontentarsi. Applaude a scena aperta il pubblico del Comunale, mentre il presidente dell'Ilva Maddalena, Francesco Abeltino, porta a casa le borracce e un punto che vale oro. Candido Brocca, allenatore dell'Ilva Maddalena, secondo punto della stagione, un'Ilva Maddalena che soprattutto nel finale ha fatto soffrire il Portorotondo, diverse occasioni, gran gol di Checco Comiti da quasi 30 metri, palo di Arricca, occasione per Arricca nel finale su punizione e poi un'occasionissima per De Santis, un'Ilva non fortunata specialmente nel finale. Sì, con un pizzico di fortuna in più potevamo portare via anche 3 punti.
diciamo maturati più che altro nel finale, perché poi la partita è stata una partita abbastanza equilibrata, una partita di contenimento da parte nostra. Per il momento possiamo fare questo, ecco. Abbiamo gli uomini un po' contati, molti giovani, quindi la condizione fisica non è ottimale, quindi dobbiamo sempre fare queste partite. Certo, con un pizzico di fortuna alla fine si poteva anche vincere la partita, però ci accontentiamo di questo punto, perché potevamo commentare un'altra sconfitta oggi immeritata, quindi ci accontentiamo e vedremo di fare qualcosina in più domenica dopo domenica. L'Ilva Maddalena sta recuperando giocatori importanti. Sì, piano piano stiamo cercando di recuperare chi per un motivo o per l'altro non aveva iniziato la preparazione, la stagione. Oggi c'è stato già la presenza in campo nel secondo tempo di Catuogno, alla fine anche di Matteo Vitiello. Piano piano, ecco, anche chi si è aggregato all'ultimo, certo non è al top della forma, però piano piano, ecco, giocando anche qualche sprazzo di partita ci darà una grossa mano. Isolana Edilizia, la tua ditta di fiducia. La flemma di Checco Comiti per un missile da 40 metri che va sul pari dell'Ilva. Me la concedi la flemma da grande a 5 minuti alla fine. Quindi abbiamo pareggiato una partita che forse, non lo so, non abbiamo rubato niente, però una bella squadra, abbiamo giocato bene, abbiamo provato più che altro a giocare contro veramente una bella squadra, con grandi individualità e che penso possa giustamente ambire la vittoria del campionato, quindi gli auguro di trovarli in vetta alla fine. La cosa più bella è stata la stretta di mano che ti ha riservato il capitano del Porto Rotondo subito dopo il tuo gol. Ma è la stessa cosa che avrei fatto io se avesse fatto un gran gol lui gli capita molto più spesso di me e ogni qualvolta l'ha fatto da avversario o da compagno di squadra gli ho sempre toccato la mano, perché le cose belle giustamente vanno apprezzate e quindi una persona come Checco giustamente ha fatto una cosa giusta secondo me. Ecco, noi adesso riproponiamo al rallentatore il tuo gran gol, lo stiamo rivedendo per l'ennesima volta, Checco Comiti, ma cosa ti è passato per la testa? Anche perché fatelo vedere tante volte, perché non penso di farne tanti altri, quindi fate della diversa angolatura così sembrano tanti gol, quindi va bene così. Mi dispiace che ha fatto anche Giandino, ma pazienza, anche lui non è che ne fa tanto spesso, quindi siamo due miracolati per oggi. Quindi due squadre tutto sommato soddisfatte? Ma sì, noi abbiamo l'ambizione di arrivare a aprile in posizione, diciamo, tranquilla e ti ripeto, auguro a loro di vincere questo campionato. The Professional, i professionisti dell'abbigliamento da lavoro. È il momento dell'ex Giandino Andolfi, il tuo gol molto bello, adesso ti chiederemo di descriverlo, e poi il salvataggio nel finale sul tiro di De Santis. Sei tu che hai tolto la palla proprio quasi sulla linea. Partiamo dal gol che ho salvato, che forse è meglio, ci ha evitato una sconfitta che magari avrebbe avuto del clamoroso forse oggi, però ci sta il pareggio, forse soprattutto per il secondo tempo che ha disputato l'Ilva Maddalena. Poi per quanto riguarda il mio gol, sì, abbiamo fatto una bella azione, un triangolo con Checco Fera e grazie a Dio abbiamo messo avanti al portiere, calciando un po' malino, però sono riuscito a fare gol, per fortuna. Un pareggio che accontenta sia l'Ilva che il Porto Rotondo? E diciamo che per come si stava per mettere, gli ultimi 2 minuti ci accontenta, però l'intento era quello di portare via tutta la posta in palio oggi. L'allenatore del Porto Rotondo, Fabrizio Fermanelli, completamente afono, senza voce Fabrizio. No, vabbè, ero già ieri con mal di gola e poca voce. Oggi fra la panchina un po' il gridare mi ha un po' tolto un po' di voce. Deluso? Abbastanza, diciamo. Abbiamo giocato un primo tempo abbastanza buono. Siamo entrati in campo nei primi 20 minuti, sono uscita fuori l'Ilva. Ha fatto bene i primi 20 minuti, poi dopo siamo usciti noi con il gol e lì si doveva chiudere la partita. Però io credo che il cuore dell'Ilva ha fatto più del nostro gioco, ecco. I due esterni di centrocampo li ho visti spesso in avanti, quindi insomma a volte eravate addirittura in 4 in attacco. Infatti io credo che il mio motto è attaccare più persone possibili, tanto la copertura ce l'abbiamo dietro, perciò cerco sempre di costruire in fase offensiva. Grazie al mister Fermanelli.
Per la Maddalena TV.it Lorenzo Impagliazzo, riprese Stefano Saltalamacchia, redazione web Massimiliano Marras.